Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Maxi rissa a Termini Imerese nel Palermitano, dove alcuni giovani avrebbero iniziato a picchiarsi mettendo in fuga i passanti impauriti. In pochi minuti la centralissima Piazza Duomo si sarebbe svuotata del tutto. Una festa abusiva in villa privata a Terrasini è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri. All'evento pubblicizzato sui social stavano partecipando circa 1000 persone. 3 le denunce e strumentazione sequestrata. 3 dei 7 arrestati con l'accusa di stupro di gruppo si presenteranno oggi davanti al GIP di Palermo per difendersi. Il minorenne invece ha confessato, è stato scarcerato e posto in comunità. Nel frattempo si cercano i cellulari nascosti dai giovani. È stata disposta la riesumazione della salma di una donna deceduta a gennaio a Termini Imerese. I familiari hanno denunciato ritardi nelle cure che avrebbero potuto salvarla. Intanto 2 medici sono indagati per omicidio colposo. Salvati 2 anziani ad Acireale e Fiumefreddo, uno è stato trovato a terra in ipoglicemia e l'altro era inciampato sugli scogli. Storie di amore e solidarietà con un lieto fine grazie all'intervento da parte dei carabinieri. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.